Italia unica. Corrado Passera all'aria dello chef politico che aspetta ad alzare il coperchio della pentola dove sta cuocendo a fuoco lento il suo movimento. Un movimento ancora crudo ma che per giugno dovrà essere cotto a puntino per lanciarlo nel menù della corsa elettorale. Per oggi siamo ancora nella fase di ascolto e confronto in un tour nazionale che oggi riporta l'ex ministro a Padova, nel nord-est lacerato dalle tasse, in quel Veneto dove Matteo Renzi ha lasciato la sua prima impronta da premier. I mesi scorsi sono stati dedicati a mettere insieme un programma forte di soluzioni per rimettere in moto l'Italia e anche la nostra democrazia. Poi seguirà una struttura a tutti gli effetti, ma prima partiamo dalle soluzioni forti che l'Italia necessita di avere. Sono lunghi i corridoi della Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova, lunghi e pieni di aule. C'è la casa di riposo, c'è la casa per l'infanzia. Oggi vedere Corrado Passera chinato accanto ai bambini è un déjà vu che ricorda la visita di 24 ore prima, sempre a Padova, del ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Lui, l'ex amministratore delegato di Poste Italiane e di Intesa San Paolo, osserva e sorride. Lui, l'ex ministro allo sviluppo economico, ascolta e saluta. Sì, perché Corrado Passera è un ex di lusso e i trascorsi pesano. Ha fatto parte del governo Monti, passato alla storia come il governo delle tasse. Domani invece Matteo Renzi metterà a punto nel Consiglio dei Ministri un taglio della pressione fiscale da 10 miliardi di euro. Così la domanda sorge spontanea. Ecco, cos'è Matteo Renzi? È lui un genio? Siete voi che avete sbagliato qualcosa oppure c'è qualcosa che non quadra? Ma guardi, le cose vanno valutate sui fatti e quando ci saranno gli elementi per valutarlo la valuteremo. Che le tasse debbano essere ridotte o quantomeno che la spesa pubblica debba essere valorizzata al massimo per creare lavoro e per creare crescita, qui non si può che essere d'accordo. Meno tasse, eppure Confindustria boccia la strategia economica del governo Renzi. Il solo taglio dell'imposizione fiscale per i lavoratori si riduce a pochi euro in più in busta paga. Servirebbero invece più posti di lavoro e Giorgio Squinzi rilancia il taglio urgente del cuneo fiscale. Io sto dalla parte sia delle imprese che delle famiglie, quindi più che distribuzione a pioggia di riduzioni fiscali vedrei grandi premi per chi investe e per chi assume. Infine, Corrado Passera boccia il governo Renzi alla voce Italicum. La riforma elettorale in discussione in Parlamento non piace per niente al leader di Italia Unica. Una pessima legge elettorale. Si sta perdendo un'occasione e non si sta rispondendo alle esigenze degli italiani.